È talmente un percorso ad ostacoli che forse alla fine della legislatura finiranno il percorso legislativo, ma poi per attuarlo, cioè, è veramente una complicazione incredibile. Siccome il Presidente Zaia ama dire che a Roma si complicano gli affari semplici, gli direi attenzione, anche qui si sta facendo questo. Messaggio chiaro verso il congresso leghista di Firenze sull'autonomia del Veneto. A lanciarlo chi della riforma costituzionale ne ha fatto una battaglia politica personale, al punto da essere stata definita eretica dal partito che ha rappresentato in Parlamento. Eretica come Giuseppe Covre, imprenditore, sindaco di Oderzo, parlamentare ma soprattutto politico della Lega, che proprio per le sue idee alla fine lo ha emarginato. E il pensiero di Beppi Covre è stato ripercorso nell'incontro organizzato proprio da Simonetta Rubinato. Perché sono passati 5 anni, sembra ieri, ma sono passati 5 anni dalla scomparsa del caro Beppi Covre, un eretico a cui io mi sentivo vicina. Un giorno mi ha detto benvenuta nel club degli eretici quando sostenni il referendum sull'autonomia, e il suo libro, Io sono un Veneto, è bellissimo da rileggere oggi a 20 anni da quando l'ha scritto, da quando lui l'ha scritto, perché un po' ci racconta da quale Veneto veniamo e un po' ci dà anche una prospettiva sul futuro, ciò di cui avrebbe bisogno questo Veneto e anche l'Italia. A partire dai dazi richiamati 20 anni fa da Covre a difesa dei prodotti cinesi, oggi arma economica americana che, secondo chi li studia da tempo, avranno effetti tragici su chi li applica. Perché in realtà, come sapete, i dazi vengono messi da un paese quando le aziende non sono più competitive, quindi indica di una grande debolezza degli Stati Uniti in questo momento del suo sistema imprenditoriale. Giusto il contrario del Veneto. Noi siamo forti perché abbiamo una classe imprenditoriale, un carattere dei veneti che è un carattere concreto. Si deve trovare la soluzione di ogni qualsiasi problema e noi siamo i più bravi a trovarla. Un modo di essere che l'imprenditore Covre ha trasmesso ai figli, aggiungendoci l'attenzione agli altri. Aiutare gli altri ma senza pubblicizzarlo, senza comunicarlo. Questa è la cosa più importante che ci ha insegnato, cioè ti fai e tasi. Ma è nella politica che il pensiero di Covre continua ad essere di stretta attualità, come per la Lega, che riconferma segretario il candidato unico Salvini, un'elezione che l'eretico avrebbe bollato così. Questa è sempre stata la dimensione che è stata portata soprattutto dai lombardi, però questa dimensione quasi lenilista di un partito nel quale il capo ha sempre ragione, mentre noi veneti invece siamo più anarchici sotto questo punto di vista. È il capo che ha sempre ragione, ma qualche volta no.